Buongiorno, ci siamo? Buongiorno, siamo live da Via Asiago. Buongiorno. Viva Radio 2 da Via Asiago. Oggi iniziamo con una canzone, sì. Mettiamo una bella canzone, sai che cosa ho scelto? E poi dopo mettiamo la sigla. Vai. Mettiamo Charles Aznavour. Grandioso. Ha qualcosa da dirvi, Charles Aznavour? Sentiamolo, dai. Io vivo solo con mamma in una vecchia proprietà, via Paganini, con una gatta in libertà, la tartaruga senza età e i canarini. Perché mamma riposi un po', ci penso io, visto che so a cucinare, mettere in ordine, pulire, fare la spesa e perché no, anche a cucire, paura a lavorare mai, io sono un po' decoratore e un po' stilista, però è la notte dove so che io do tutto quel che ho. Sono un artista, eseguo un numero speciale che chiudo col nudo integrale, che mi si addice e nella sala vedo che i maschi dicono di me è un uomo o quel che si dice. A cena poi verso le 3 ho tanti amici intorno a me, di tutti i sessi, c'è un'aria di cordialità, un'assoluta libertà, senza complessi, scoprendo delle verità sul conto di chi non ci va. Lo lapidiamo con umorismo sempre, ma con raffinata crudeltà lo distruggiamo. C'è qualche ritardato che crede di scimmiottare me con l'ancheggiare, povera gente che non sa quanto ridicola si fa, da compatire, gente che ride più che può, parla con gesti da tenore, oh grande attrice, Violazzi e Frizzi lascio che passino alti su di me, un uomo o quel che si dice. Rientro all'alba e già lo so che a casa mia ritroverò la mia tristezza, parrucca e ciglia toglierò, ma i segni non cancellerò della stanchezza. Mi stendo ma non dormo mai, penso agli amori senza gioia ed erisori, a lui che so soltanto io, infiammabello come un dio, i miei pensieri, parlargli io non oserò, so che non li rivelerò, la mia condanna, se il meglio della verdetà in letti anonimi lo dà ad una donna, però non mi guardate mai con aria di severità, giudicatrice, che colpa posso avere se madre natura fa di me un uomo o quel che si dice. Charles Aznavour. Bene, sigla!
buongiorno. Siamo tornati a Roma dopo questa nostra trasferta. Sappi che ho ricevuto dei messaggi durante questa canzone. Allora, sei fuori, ti sei bevuto il cervello, cosa fumi? Chi è? Amici. Ma vi rendete conto? Vabbè, volevamo mettere Chastan Snowur, no, si può mettere. Perché un disco grandissima giornata di radio oggi, perché avremo due ospiti veramente incredibili che ancora non sono qua. Sono qua, arriveranno tra un po', tra l'altro personaggi che non si vedono spesso in televisione, si vedono spesso in questi giorni, quindi è bello averli in questi giorni sono più in TV che la Leciso. Silvio Verdone e Carlo Muccino con noi. Avremo che arriveranno tra Silvio Verdone, non ho sbagliato, dico apposta, Silvio Verdone mi piace, e Carlo Muccino con Marco Fiorello e Rosario Baldini. Allora, in questa puntata di Viva Radio 2 stiamo facendo parlare veramente di noi. Ci sono delle notizie che arrivano che io veramente sono Prodi dichiara anch'io ho un sogno nel cassetto, ma purtroppo si è incastrato il cassetto. Non riesco non si può fare altrimenti. Ho una notizia importante: oggi il maestro Cremonesi non c'è. Come mai cambia sesso? No. Maestro Cremonesi non c'è perché il maestro Cremonesi, piccolo, brutto e peloso com'è, ha scritto le musiche per le Paralimpiadi che inizieranno domani, ma musiche che andranno in tutto il mondo. Quindi a posto del maestro Cremonesi oggi è arrivato un altro maestro che dalla Sardegna, si chiama l'ottavo nano, Orgosolo, e viene da... Mazza come è bello Cremonesi oggi. E si chiama Paolo R, proprio come la lettera dell'alfabeto. La R proprio. Vuoi salutare di qualcosa? Ciao, sono Paolo. Bene, pieno di vita questo ragazzo, vedi? Vai, ciao, sono Paolo. Ciao a tutti. Sono Paolo, vengo da dove vengo, eccetera, eccetera. Va bene, e quindi insomma senza Cremonesi che noi salutiamo, magari tra un po' lo chiameremo e sentiamo che aria tira lì a fresca, perché giustamente. Benissimo, io sono veramente emozionato perché quando arriverà veramente Carlo Muccino e Silvio Verdone veramente so che li faremo cantare, ballare, li faremo recitare, li faremo cantare magari un bel pezzo di Aznavour che so che Carlo ama moltissimo. Ma c'è la batteria nei pezzi di Aznavour? No, forse no. Aspetta, vediamo la cosa. Arrivano altri messaggi? Sì. Bravi! Mi è arrivato un bravi, numero sconosciuto, non bravi, è un 335. No, lo dire in onda che se mi hanno scritto io lo chiamo. Allora, eccolo qua, Giovanna Aznavour si chiama. È una parente, sicuramente una parente. Allora, come cominciamo? Io non so neanche da dove cominciare. Sai, le cose telefonare subito a Cuba è presto ancora, è presto. Solitamente c'era una musica, c'era il nostro Peloponneso che suonava qualcosa. Io mi collegherei con lo smemorato di Cologno subito, così chissà cosa avrà da dire. Proviamo, dai, chissà cosa avrà da dire. Un attimo, stiamo solo vediamo se il problema è trovarlo ora, ecco, meno male. Trovare. Sentiamo se c'è. Pronto? No, questo è tutto quello che so. È al telefono. Mi dispiace, più non ricordo. No, non so come aiutarla, guarda. No, perché non mi ricordo chi sia lei. Certo, l'hai smemorato. No, le ho già detto quanto sapevo. Arrivederci. Smemorato? Buongiorno, è la Radio 2. Buongiorno. Un attimo che mi sale sull'arancia. Lei ostina a mangiare l'arancia a pranzo, allora. No, ero al telefono con un tale Francesco che mi chiedeva cosa fare, perché lo accusano di essere uno spione. Ho capito. Purtroppo io. Senta, e lei cosa gli ha risposto? Gli ho detto che l'unica cosa che mi ricordo a questo proposito è una frase che dice: chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, e quando muore va laggiù. Questo me lo ricordo. Ma che risposta è? È una di quelle filastrocche che si dicono quando si è piccoli. Pronto? Ecco, Smemorato ha ragione, scusi, non ricordo. Pronto? Intendevo dire quando si è bambini. Siamo in testa! Siamo in testa! Ma di cosa stavamo parlando? Niente, scusi. Lei ci raccontava che c'era un amico che le stava telefonando. Sì. Guardi, ma magari ne avessi ricevuta una sola. È tutta la mattina che mi chiamano, non capisco perché c'è chi mi dice che lo spiano. E poi c'è una tale Alessandra che mi dice che la spiano.
e che le hanno dato della fascista nello stesso giorno. Però è strano che le telefonino per queste cose, no? Non mi dica niente. Mi scusi un attimo. Sì, telefono. Pronto, con chi parlo? Vladimiro? Mi scusi, ma guardi che non la sento bene, signor Vladimiro. Ha una voce che sembra una donna, però guardi. Non sto facendo lo spiritoso? Ma perché? Guardi, pronto? Ha riattaccato. Ehi, Smemo? Guardi, che succede? Non lo so, parlavo con un tal Vladimiro che si è offeso perché l'ho scambiato per una donna e mi ha detto meglio donna che fascista. Ma pensa te. Ma non capisco perché si sia arrabbiato tanto, manco gli avessi detto, che ne so, mi aiuti. Frocio? Pronto? Grazie allo smemorato di Cologno. Vabbè. Questa è una canzone, questa a Verdone piacerebbe, perché lui le cose strane, fai ripartire il loop, le cose strane gli piacciono. Questa è una proposta nostra di un ragazzo che abbiamo trovato noi, anzi diciamo che lui ha trovato noi all'ingresso della sede Rai di Bologna. Mi ha fatto abbassare il finestrino, io ho tirato fuori il braccio e lui mi ha messo in mano questa canzone e io automaticamente la metto qui a Viva Radio 2. Eccola qua. Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non il demone del tardi più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino la cuffia non ce l'hai e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. Calcio per il mio gusto. Prossimo anno a Sanremo questo, Male? Sanremo che presenterò io. Ah, certo. Quello che faremo in radio, ragazzi. Ah, bene. Pippo, hai chiuso? Pippo Baudo, ormai è fatta, mi hanno detto di sì, tu non lo sai? Ma il festival lo faremo in radio! Lui va a citofonare a tutte le case, io lo vedo. E si fa vedere nel video citofono. Esatto, lo faccio io. Ecco, sai qual è una cosa di Sanremo che mi ha divertito tantissimo? Quando Panariello si è messo la maschera di Pippo Baudo, era una cosa meravigliosa. Perché c'era il capoccione e il corpino piccolo. Che bello Baudo. Da tanto che non lo chiamiamo in diretta. È vero. Perché io una volta lo chiamavo in diretta senza dirgli niente. Lui rispondeva e diceva che ore sono? Io faccio le 2:20. E allora? Siamo in diretta! Proviamo? Vogliamo provare? Dai, in diretta, senza avvertirlo, così vediamo che succede. Sì, tanto ce l'ha staccato. Sicuro. Poi adesso. Dice l'abbonate potrebbe essere a Sanremo. Ce l'ha staccato. Dopo che gli hai detto che gli vuoi fare il festival alla radio, non so mica. Ce l'ha staccato. Come sto con i baffi? Beh, insomma, non male. Sembra uno da come si chiama? Un romanzo popolare, sai? Sì. Che dice? Il numero che lei chiamato non è al momento raggiungibile. Niente da fare. Provate a chiamare Dina, la Crodina. Dina, perché Dina è l'alter ego di Pippo Baudo, perché dovete sapere che Pippo Baudo ha Dina, che è colei che veramente prende tutte le sue telefonate, cose, l'acqua Santa Croce, tutti i suoi giri strani, tutti i suoi giri che lui ha, più le altre pubblicità che fa in Sicilia, arance, pattuala, limoni. Ora proviamo Dina, sentiamo Dina se c'è. Lampa? Pronto? Pronto? Sì. Ciao Dina, come stai? Sono Rosario. Rosario, come
come stai tu? Io sto bene, volevo dirti che sei in diretta su Radio 2, così ciao. simpaticamente. Ciao. Ciao. Ciao Dina. Pronto? Eccolo! C'è! Buongiorno! Ciao Pippuzzo! Guarda, c'ho una malinconia enorme. Lo so. Perché sono giorni che non ci sentiamo. Ho detto, che fa? Non mi pensa più, non mi ama più. No, che stai scherzando? Io ti amo tantissimo, guarda. Veramente, tu lo sai, il nostro rapporto insomma omosessuale va avanti, io sono contento. Meno male. Senti Pippo, dove sei? Stai già smontando la scenografia di Ferretti? Sei lì? No, quella lì penso che l'abbiano bruciata. Meglio, Paolo, non ti smentisci mai, E poi dici che. No, ma lei dice che addirittura sono entrate nella squadra di pronto soccorso, si chiama pronto soccorso buon gusto. Proprio non la dice. Sono entrati, hanno bruciato tutto, le pareti dietro, tutti c'è una cassa da morto. Niente, non lo fermi. Noi ci amiamo, Pippo, vero? Noi ci amiamo. Mica siamo fascisti noi, giusto? No. Allora. Meglio essere froci. Pippo! Beh. Grossa? No. Perché io mi ti immagino gay a te, sai? E poi la ripeto. No, ma vedi, io che sono più vecchio di te, io con l'orbace, con gli stivali, figlio della lupa, cioè, non mi ci vedo, quindi se mai mi metto una miniconda mi trovo meglio. Conoscendoti avresti problemi con la minigonda, insomma. Se avrei problemi, sì. Perché io so, io ho avuto modo di toccare con mano anni fa. Tu conosci le dimensioni. Ci vorrebbe un tailleur, Pippo, ci vorrebbe minimo. Pippo, che fai scherzi tu? Cioè, quando arrivi a Sanremo non hai bisogno del telepass. Senti Pippo, hai sentito di questo che vuole fare il Sanremo in radio? Questo pazzo deficiente, l'hai sentito? Hai letto? Un disgraziato di origine catanese. Sì. Nato a Catania. E poi ha vissuto nella costa, il quale vuole addirittura trasformare la televisione in radio. Ma non si può. Per finire che questo cornuto ci riesce. No, un po' cornuto lo è, però. Comunque io l'ho sentito dire una cosa e lui ha detto mai senza Pippo. Ecco. Mai senza Pippo. Io lo conosco la persona, io non faccio né nome né cognome, sono una persona educata. Lui non può fare a meno di me, comunque a me è un posto anche di uscire, anche di lavapiatti, anche come lo trova. Ma lui ti vuole bene. Però se lo dovesse fare Baudo in televisione, non lo chiamasse ospite però di nuovo, mi raccomando. Questa cosa a Baudo non gliela posso dire perché lui... Ecco, vedi come tocchi gli argomenti sbagliati. È caduto Pippo automatico, porca miseria. Devo essere sotto la cascata dell'acqua, non prende. Allora mettiamo una canzone. Vai. Anzi, no, la canzone perché ci sono i quesiti, scusate. No. Sì, un attimo, oggi. Mettetemi stand by Pippo quando richiama, attenzione! Ciao Marco, ciao, come stai? Prima sai bene. Tu lo sai? No. Dovresti saperlo, Lo sai, so che verranno Verdone e Muccino. Sì, è vero. Lo sai perché? Questo lo sapevo. Lo sai perché? No. Non lo sai? No. Non lo sai. No, vedi, io non lo so. Ma chissà. Per amore? Sì, forse, sono amici no, Per promozione? No, assolutamente no, ma sei pazzo. Ma tanto non sono qui, dunque, non possono sentire. Puoi dire qualsiasi cosa. Anzi, uno credo che sia proprio in bagno in questo momento. Di casa sua però, perché poi arriverà. Dopo arriverà. Credo che sia arrivato. Vabbè. Incredibile. Senti, ma tu sai perché fare il collaudatore di materassi è meglio che fare il collaudatore di sonde rettali? No, me lo son chiesto. Non lo sai? No, dovresti saperlo. Non lo so. Senti, sai perché se baci Giovanni Rana non diventa un principe? No. Ma sono cose che tu dovresti sapere. Ma non le so. Senti, sai perché quando Berlusconi ha un
un diavolo per capello in fondo è quasi calmo. Ma proprio in così, fondo. sì. Ehi, sai perché se fai un salto mortale e non muori vuol dire che non l'hai fatto bene? Giustamente. Era il sai perché? Ecco. La rubrica di scienza. La rubrica di scienza, Pippo è tornato in linea, Pippo? No, ma appena abbiamo parlato dell'assenza di quel signore è cascato la linea. Lo so. Pippo, dimmi dove sei in questo momento? Guarda, sono alla DEAR, sotto le scale di ferro. Praticamente è come se fosse a Regina Coeli. Che bello. Però sto andando a provare perché ho molti artisti, domenica rientro, dopo la sosta sanremese rientro con un sacco di gente. Non ho capito, purtroppo non ho capito. Rientra. Rientri, ho capito. Perché è stato a Sanremo. Rientro. Sono stato fermo una settimana. Vabbè. Senti, diccelo chiaro, dai, o fai sto festival l'anno prossimo o no? No, ci devo pensare. Dai, avanti, non dire minchiate, Pippo, hai già firmato. Allora, minchiata per minchiata non ho ancora firmato. Dai, fidati. No, ti giuro. E poi devo consigliarmi che c'è un mio consigliori. Sì. Lei conosce chi è un mio deve dare dei consigli. Don Rosario. Lo sai com'è quella riunione? Come si fa? Si fa, siamo 10, ci si guarda tutti in faccia e si comincia. Allora, Pecciotta, che facciamo? Innanzitutto sto festival ce lo dobbiamo prendere. Innanzitutto bisogna avere la coppola. Tutti la coppola. Ce lo diventiamo pezzo per pezzo. Pippo, a te i fiori, i crisantemi, avanti. A me lasciatemi il casino e mi va bene. No? Ecco, Baldini subito. Vai sto Baldini. Senti Pippo, è sempre un piacere. Guarda, ti mando i saluti, dico, di alcune persone presenti in studio. C'è Marina Perzi, poi c'è Filippo Lamantia. Sì, poi c'è Paola Turci che vedo lì seduta. Questa è la vecchia amica mia, mi ricordo i vecchi Sanremo, come canta bene. Guarda che è giovanissima comunque Paola Turci. Se tu ne parli così mi ricordo i miei vecchi Sanremo. No, non voglio farla. Sai la parte che ha fatto una volta Buongiorno, che è il tuo collega, tuo socio, con Nilla Pizzi. Sì. Una volta che ha detto a Nilla Pizzi, io ascoltavo da bambino le sue canzoni, lui è più vecchio di lei. Addirittura così gli ha detto, ma non ci Però Pippo, una domanda, ma è vero che la tua cucina è un Ariston? No, perché? Ho capito. Vabbè, no, ma adesso, bravo. Ma adesso l'Ariston, a proposito di cucina, sta bruciando tutte le scenografie differenti. Proprio ce l'ha a morte, c'è niente da fare. No, Pippo, devo difendere il mio amico Gaetano Castelli. A te ti piace Gaetano Castelli? Senti, quando Pippo Caruso adesso in questo momento è in ibernazione, quando prevedi di levare la spina per poi... Ma guarda, abbiamo trovato un sistema molto scientifico americano. Che basta che sta 6 mesi in ibernazione, lui ritorna come nuovo. Perfetto, vero? Però ha scritto delle cose indimenticabili e su questa musica noi ti salutiamo, avete capito? No? Bene, perché Sanremo è Sanremo! Ciao! Aspetta, non parte. No, purtroppo c'è un sabotaggio da parte del maestro serio. Ok, scusa Pippo, non c'è venuta bene. C'era purtroppo. Santana che la faceva. Ma tu hai la chitarra spenta forse? È venuta Scamucchi. Ti è piaciuta lo stesso Pippo? Grazie Pippo Baudo. Allora, ciao Pippo. Mi dicono che Verdone e Muccino sono alla boutique dell'accoglienza, stanno per arrivare, ci racconteranno di questo film, Il mio miglior nemico irrompe oggi, perché oggi, vedi, loro pensano nel giorno decisivo hanno scelto noi. Vuoi mettere? Sì, perché dagli altri sono andati martedì, mercoledì, ma il film quando esce? Oggi. E loro oggi dove saranno? Qui con noi. Questa è stima, veramente stima. Io mi commuovo su certe cose. Anch'io. Mi commuovo talmente tanto che faresti? Scandalo, investigazione abusiva e Marrazzo spiato fino in bagno. Storage dichiara Repubblica. Sono schizzi di fango. Gli investigatori replicano. Speriamo che sia veramente fango. Questa è bella. Perché sai.
È bello, no? Smettere di fare sto lavoro e andare a fare gli imbianchini. Ragazzi, vogliamo scaldare con gli strumenti? Vai. Allora ti faccio sentire una cosa, ti faccio sentire un pezzo dei Pink Floyd. Nel frattempo, dopo sto pezzo, si conta così, Verdone arriva, se trova i Pink Floyd è felice. Senti, speriamo di ricordarlo. Aspetta, tiro fuori già. Pronto. Quando volete. No, Pink Floyd, che tiri fuori? Accendino, scusami. Cosa? Se volete potete anche cantare, se la sapete. Direttamente da Bergamo Alta, il muro. Eccolo qua. Tu mi fai girare, come fossi una bambola. Ma pensa te. Poi mi butti giù, come fossi un bel bombolo. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste, stanco, tu pensi solo per te. Pur mi sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Era un gioco, non era il fuoco. Non piangere salame dai coltelli per terrare. Solo un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Pure mi sono scordato di te. Bravi! Bello, Bersaglieri. Signore e signori, stanno per entrare. Eccoli qua, Carlo Verdone, Silvio Muccino, eccoli che passano in mezzo alla folla. Stanno aprendo, incredibile ma vero, una cosa che non sembra, si stanno menando in questo eccoli qua. Silvio Verdone e Carlo Muccino. Come stai, Carletto? Ormai sposi praticamente, Silvio Verdone. Io posso raccontare subito l'aneddoto perché sono quasi testimone della nascita di questo film, perché io mi ricordo con mia moglie in Vespa una mattina camminavo per Roma, no? Con il casco. A un certo punto vedo in strada, mi giro e vedo Silvio Muccino insanguinato. Dico, oh fermati, che è successo? Che è successo? Che stavate girando la scena del pronto delle botte, come al solito. Chi è quel cretino con la moto che si è fermato? Tutti se ne va del casco ed era Rosario ed era entrato in campo perché ci sei entrato in campo. Potevo fare un cameo senza volerlo, guarda, è incredibile. Allora ragazzi, veramente secondo me dovete fare qualcosa in più per promuovere. È vero, siamo molto assenti. Mi stanno dicendo che sto in televisione più dell'altro Silvio, però non ho intenzione di candidarmi quest'anno. Ancora presto. È vero, si incontro sempre negli studi. Però sempre a Bologna hanno scritto una cosa che non la possiamo dire. Sì, no, qui si può dire tutto. Questa è una trasmissione liberissima. Al DAMS di Bologna 2000 studenti, molti erano fuori dalle vetrate, quindi non sentivano il nostro dibattito. Allora gli hanno scritto un cartello enorme a Silvio e gli hanno scritto:
sei l'unico Silvio che voterei. E lì ho capito che siamo in vantaggio. Ragazzi, siamo in perfetta clima, clima che par condicio noi c'è stata sta bella dichiarazione. Ma che vuoi che sia? Sì, oggi insomma la politica è spettacolo, fanno più spettacoli politici che noi. Tu vai a fare il cantante del croupier, cosa vuoi che voglia? Che ce frega. Esatto. Allora ragazzi, noi non vediamo l'ora di vedere il film che esce oggi, proprio appena voi uscite. Dove andrete? In quale cinema andrete a vederlo? Nessuno, perché l'abbiamo fatti talmente tanti in tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte al Veneto, che siamo veramente in piedi col vento a favore, guarda, quindi però senti, io volevo dirti una cosa, visto che c'è un'amica tua che tu non vedi, volevo chiedere se Asia ha visto questo film o ha intenzione di vederlo. No, non l'ho visto e neanche credo che lo andrò a vedere, perché come mai? Tu con me hai fatto un solo film, come mai, Perché sei diventata troppo alternativa con gli anni. Ma sai tu che sei troppo borghese. No, tu sei invece troppo in preda agli acidi. Non è vero, guarda, c'ha ragione quando dice che sei antico e che sembri Ugo Foscolo, lo sai? Sì, tu invece cerchi troppo di imitare Patti Smith e secondo me stai sbagliando veramente tutto. Guarda, io l'unica che imito è Juliette Lewis, ti piace? Juliette Lewis, secondo me andiamo abbastanza d'accordo, lo sai? Ma lo sai che mi piace. E lo sai che forse venga a vedere il tuo prossimo film? Ho fatto un film. Sì. Vuoto cosmico. Ragazzi, questa è classe, Scusate, fermiamo. Questa è classe pura, perché Carlo Verdone e Gabriella Germani hanno totalmente improvvisato un copione con un inizio e una chiusa che non è che da tutti i giorni. Lo chiamerei più feeling. Ma proprio feeling. Ma noi ci amiamo, perché io l'adoro lei. No, ma lei è l'unica che mi fa veramente ridere, guarda, è una delle poche che mi fa veramente ridere. Registrate questo momento, perché me lo devo ascoltare tutte le mattine quando mi sveglio. Come lo direbbe la Unziker, questo come lo direbbe? Vi prego, fate qualcosa perché alza la mia autostima. Ma chi sei? È troppo forte. Non hai visto niente. Ma chi sei? E Pippo Baudo non la vuole a Domenica In. Vabbè. Senti, voglio fare un regalo un attimo a Verdone musicale. Sì. Dico ai ragazzi di iniziare una canzone e poi mi dici che cosa ti suscita. Okay. Cioè, non mettiamo l'originale, la facciamo noi perché è più viva. No. E la canta tra l'altro Antonello di Cagliari. Sì. Anzi, scusa, Calgary, al canadese. Well, she's walking through the clouds. Devo rispondere al volo. With a circus mind is running wild. Mi stai toccando il cuore. Non sapevo io. Butterflies and zebras. This is his Little Wing by Jimi Hendrix Experience. Everything you want. Fly a little wheel. When I'm safe, she close to me. Bravo! Grande omaggio! She gets to be free. It's alright, she said.
da Carlo Verdone. È bravo pure nell'assolo. Ha fatto pure un buon assolo. È un grande. Mamma mia. Grazie per questo bello maggio. Allora, io sapete che so tutto del film. C'è bisogno ne parlate voi perché ne parlo io. Dai. Allora, tu, Carlo, sei credo il dirigente, tu correggimi il dirigente o il direttore di un grande magazzino? No. Di una catena? Di una catena di ottica? Hotel. Mentre la mamma di Silvio fa la cameriera in questo hotel. Angelo, tu, grande figlio di puttana, c'è la canzone degli Stadio che faceva parte pure che fai? La licenzi. Ingiustamente. Vedi? Ingiustamente. Questo sarà da scoprire all'interno del film se ingiustamente. Se volete che cosa hai detto? Sei un vecchio perbenista in giacca e cravatta. Tu sei molto arrogante, lo sai. Io ci metto 5 minuti a sbatterti in galera, lo sai. A Ille ci metto 5 secondi a distruggerti la vita, per questo lo sai, sì. Esci immediatamente da questa stanza. Se no ti spacco la faccia come un cocomero. Senti, a questo punto mi servirebbe Asia Argento dalla parte mia. Perché lei. Ma scusa, ma questo era un pezzo del. Ma un po' più o meno improvvisato, non lo so se era proprio così. Dai, fateci il finale, dai. Sì, bravo. Il finale. Il finale me ne devo andare, guarda. No, zitto, non si dice il finale. Ma mi ha rifatto la faccia. Non si dice. Il finale avresti un muccino con qualche livido in faccia. Noi siamo veramente curiosi. Colonna sonora, che sono pezzi. Paolo Bombino, un sicolo come te. Lo conosco Paolo Bombino, bravissimo. Affidato a lui, quindi questa volta niente pezzi di repertorio. No, questo è l'unico film. Altri attori nel Agnese Nano, mia moglie, Anna Caterina Morario, mia figlia, Paolo Triestino, Corin Giga, Sara Bertelà nel ruolo della mamma di Silvio Muccino, la licenziata, diciamo. E sto figlio poi, quindi sto figlio si incazza un po', dice ma è licenziato la mamma, giusto un po'. Vabbè, questo diciamo così è il pretesto per far iniziare la storia. Questo è solo un pretesto. So di scene con non so quanti numeri di schiaffi, tipo 300, 74. C'è stata una scena in un commissariato in cui io devo intervenire e devo far finta di essere un'altra persona, però per essere credibile e toglierlo dagli impicci lo devo prendere a schiaffi davanti a tutti quanti per prendere autorità. Io ero molto emozionato perché era la prima settimana di recitazione, io ero molto teso, insomma, quindi volevo tirare fuori il meglio. Dico, io ti ho detto, Silvio, mi dispiace che per sti schiaffi, dico, cerca di voltare la faccia quando te li do come fanno nel cinema. No, dammeli veramente perché è fighissimo, perché è fighissimo. È fighissimo, che dico, guarda che sì, Carlo, questo è cinema verità. Sono stronzo io non sono uno stronzo, lo capisci, vero? In genere te la prove. Ma io non so ma chi stava invitando adesso? No, nessuno. In genere lo picchiano dopo il film. 74 sberle in 74. Io direi, vorrei fare un esperimento. Puoi levarti la cuffia un attimo? Sì. Ok, gli devo tenere una pizza. Io direi, Carlo, facciamo sentire anche in radio almeno uno. Fate la scena, attenzione. Gli arriva però, Gli arriva. No. Bello. Insisto. Insisti. Vai, facci una verità. Aspetta, faccia anche io. Dai, posso provare? No. Baldini, vieni qua. No, te ti conosco io. Boni. Dammi lontano. Cinema verità con Verdone è una cosa. Attenzione. Devo stoppare. Che è successo? Abbiamo indovino una radiopromozione, quello che fai te. Sai cosa c'è? Cosa c'è? Attenzione. No, poi ve lo dico dopo. C'è la radiopromozione. Me la mettiamo e poi torniamo. Ci mettiamo un minuto, vai. Un minuto, se no Pannariello insegna. No. Vai. Successo e qualità del Made in Italy. Nero Giardini, marchio di calzature e accessori, sceglie solo pellami naturali e ogni modello è il frutto dell'eccellenza di una produzione tutta italiana. Nero Giardini non è solo scarpe da uomo e donna, ma anche borse e cinture, tutti con un design grintoso e moderno e con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Nero Giardini, qualità tutta italiana. C'è una faccia che è una melanzana. Allora, eccoci tornati. Sì. Allora, Carlo Verdone, eccoci qua con il mio miglior nemico. Ultimo giorno di promozione, questa perché siete qua. Ringraziando Dio. Ultimo giorno di promozione, però io voglio dirvi una cosa, state ben attenti perché stiamo per collegarci con una tua amica, Carlo, credo anche tua, una grandissima attrice italiana che sta veramente dando lustro al cinema italiano. Sta a Parigi Monica ora. Bellucci con noi al telefono, credo. Pronto, Monica? Ciao. C'è Carlo che ti saluta. Abbona!
ragazzi, sono abituata anche peggio. Ciao Monica. Sembra mia buona! Senti, ho saputo che oggi esce il tuo ultimo film, no? Sì, amore, sì, Io amore. spero tanto di fare qualcosa insieme, perché hai lavorato con la Bui, con la Gerini, con Asia Argento. Se magari voglio lavorare anche con un'attrice brava, sono a tua disposizione. E poi con me risparmieresti sui costumi, io non ne porto. Certo. È vero. Senti, l'8 marzo che hai fatto? L'hai passato bene? Scusatemi, perdonatemi, scusate questa polemica, ma io direi che sarebbe ora che venisse abolita questa festa, Sì, no? è vero, infatti la donna è donna tutto l'anno, insomma, basta, è un po' riduttivo, certo. No, veramente, perché ogni anno la sera mi tocca dare il permesso alla cameriera, sono costretta a manovrare da sola il telecomando della TV. Ah, ecco, capito, c'era un motivo. Certo. Senti, Basta. l'hai visto ieri l'articolone a proposito di donne su una splendida, mitica Ursula Andress che il 19 marzo pensa compirà 70 anni? A proposito, ma tu dell'età che avanza, c'hai paura oppure no? Beh no, guarda, perché ho trovato un sistema per convivere col tempo che passa. Qual è il suo sistema? Guadagnare 50.000 euro al minuto è una gran consolazione, certo, sapete? immagino. Ecco, la mobilia di Cecilia in Sicilia la fa dizione. mirabilia alla vigilia. Eccola, sì, Scusate, questo Senti. rigurgito di dizione Certo, ogni lungo. tanto ti- Cecio, caccio, Certo, camicia. Va bene. Senti, come sta Deva, la tua bambina? Bene, benissimo. Cresce così in fretta, le sta spuntando già il primo dentino. Ma come, scusa? Un anno e mezzo. Un anno e mezzo, ancora non gliel'ha spuntato? Sì, ma dato che in quel periodo ero fuori per lavoro e me lo sono perso, gliel'ho fatto rimettere dentro. C'è un avviso di chiamata. C'è un senti. avviso di chiamata? C'è un avviso. Scusa, ma noi che facciamo? No, vi metto un attimo in attesa, è la mia mamma, Vabbè, scusate. sentiamo, dai. Pronto, ma? Sta tutto a posto? Beata te, ma io mi sto impazzendo con sto ricamo che non mi viene per niente. Eppure ho fatto come mi hai detto te. Cioè? Che tipo di filo te sto usando? Ma perché ci vale il filo? Ma come ci vuole il figlio? Ah, mamma, se quando mi dici le cose mi zombi su certi particolari stiamo a posto. Da sì, simpatica. Amate, mollo un minuto perché sto con quella satanati della Ma che radio. satanati? Te Ma ripiglio dopo. Pronto? Baldini, Eccoci, scusatemi, sì. mi dispiace Ma che è sto per rumore? offendere. Che è sto rumore? Siete buone, cucci della... Ah, il marito. È Vincent Cassel, il marito. Scusa. Regarde-moi, la terre, oui, la cheminée, la No. Scusa, Monica, ma che sta facendo tuo marito? Si sta mettendo del collirio. Ah, vabbè, grazie. C'è Gabriellina Germani. Attenzione, scandalo, investigazioni abusive. Marrazzo dice: mi hanno spiato fino in bagno, è uno schifo. Le spie abusive, confermiamo. Scusa Carlo, ma siamo dalla battuta facile. Qua qui bisogna galleggiare in questo mondo di parlando squali. di bagno, Una bisogna volta galleggiare. Noi eravamo troppo buoni, no? Eravamo un po' buonisti, devo dire noi. Invece a un certo punto ci è cambiata la vita e abbiamo detto: ma no, quello che vogliamo dire diciamo. Ma diciamo. Ad esempio, Sì. vogliamo parlare del Vaticano? No, fermati, che lì è meglio C'è Verdone che gli è venuto proprio così, ha fatto le sopracciglia che sono arrivati alle orecchie. Meglio una lasciare. battutina per fare. Sì. Dovevo dire una cosa importante, però la devi dire tu perché se la dico io sta male. Sì, è vero, Il mio impresario, il suo Antonio Germinario, che di tutto l'impresario da Canosa ci a ha Milano pregato con il contratto in mano, perché il di mio dire? impresario devo dire che è una persona meravigliosa. Io lo Sì, voglio veramente cortesemente. ringraziare, perché lui quando dice le frasi come dice lui è meraviglioso, che lui non si arrabbia mai. Ti racconto questa, Carlo. Una volta facevamo uno spettacolo, primi tempi, no? Sì. Allora, nei locali, si facevano locali, allora ogni tanto qualche gestore di locale gli diceva: signor Geminaro, guardi, scusi, facciamo una cosa, l'artista si esibisce, poi quando è finito l'esibizione poi magari facciamo i conti. Lui diceva: cortesemente, purtroppo la jukebox senza la 200 lire non cambia. E senti cosa disse a uno che gli aveva fatto uno sgarbo e lo voleva mandare a quel paese, lo guardò in faccia e gli disse:
già una volta dalla mia agenda ti cancellai, questa volta ti sottolineo. Ti dico l'ultima. A un certo punto un giorno lui mi guarda in faccia, Antonio Germinario, e mi comincia a urlare contro, a dire perché, mentre vicino a me c'era un altro, però lui urlava a me, e perché? E tu capisci? Che ho capito? Finisce, dopo faccio: Antonio, ma sei fuori, ma mi viene a urlare a me, ma perché? Non ti preoccupare, la busta era per te, la lettera era per quell'altro. Grande Antonio, un saluto ad Antonio Germinario. Però fammelo dire. E poi mi disse la famosa frase un giorno, mi disse: tu sarai il Pippo Baudo del 2000. Lui me lo disse una volta senza sapere che nel 2000 il Pippo Baudo dove sta ancora? Dove sta questo Germinario? Sta in giro, non è qua, sta arrivando. Quanti anni avrà? Ci avrà 50 anni. 50, giovanissimo, un ragazzo. Sì. Con la chierica. Con la chierica. Cosa diciamolo che il 24 al Mazda Palace a Milano è sold out completo. Grazie. Però si replica il 25 marzo. Perché... Così come a Roma. Quando? Adesso è sold out il 12. Grazie. Però il 4, 5 e 6 maggio al Parallottomatica di Roma si replica. Bravo, non vi preoccupate. Ovviamente l'ingresso è gratuito per tutti. Sì, no, pensa lui. Germinario. Ci credi? Che la gente ci crede. Che la gente va lì, lo biglietto. Accappottato. Pensa in questo momento è diventato viola. Esatto. Non parla così, Antonio. No. È di una gentilezza. Se lui si passa una formica, cortesemente si ferma, la fa passare e poi lui scavalca. Hai capito? Senti, chiamiamo Cuba al volo? Scusa un attimo, perdone, noi ci dobbiamo collegare con Cuba. Sì. Sei mai stato a Cuba? No. No. E lì abbiamo un amico, si chiama Gianni Minà, che tu conoscerai, che vive a Cuba con dei suoi amici. Ormai che sta là, rimorchia. Ma magari rimorchia, speriamo. Sta là, andiamo a fare il numero. Solitamente a quest'ora lo becchiamo sempre a casa. Sentiamo se c'è. Ecco. Forza. Sì, signor Minà. Siete voi della radio? Sì, buongiorno. Allora potete attendere un attimo. Va bene. Fidel, vieni qua, Fidel. Allora, ti sei nascosto dietro la botte del pampero. Forza, Fidel, esci. Vedo la barba, Fidel. Vedo la barba e il fumo del figlio. È inutile che ti nascondi. Teofilo, qua a prendere, forza. Se no non la facciamo più. Signor Minà, scusi, ma che sta facendo? Nulla, stavamo ultimando un articolo sugli errori di Fidel dal titolo Castronerie. Certo. Come scoprì Cuba? Ci racconti un po'. Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a Monica De Visti, che veniva a Cuba per... Perché veniva a Cuba? Non ve lo posso dire, però Fidel era molto contento. Immagino. Senta, signor Minà, ci racconti a proposito la vita negli anni 60, com'era a Cuba? Cuba era un'isola felice, piena di eroi. Eravamo un gruppo felice, ci si divertiva veramente con poco, con nulla. Eravamo io, Fidel, Compay Secundo, Paco Pegna, Teofilo Stevenson, Black Edwards, il fotografo Fabio Lovino che fotografava Fidel nei momenti più intimi, veniva sempre a Pasqua ed era soprannominato Lovino Kinder. Certo. Cersigno, gli status quo, Claudio Panatta, Marco Messeri, Antonio Socci, Leonid Brezhnev, Lutuva, Tim Burton, Donald Fagan, Tony Damascelli, Sebastiano Lazzaroni, John Cassavetes, la Steaua Bucarest al completo, Taribo West e Milva. Bello, bel gruppetto, Senta, come trascorrevate le giornate? Ricordo un simpatico passatempo con cui noi eroi trascorrevamo le giornate. Si chiamava Guardie e Ladri. Bello, e come funzionava? Era semplice. Armati di tutto punto e incappucciati, si faceva irruzione in una filiale della Cassa Rurale d'Artigiana di Varadero. Poi, minacciando gli impiegati, si svuotavano le cazze. Scusi, e le guardie? Bisognava scappare prima che arrivassero. Ecco. Il tutto ovviamente avveniva fra l'ilarità generale. Ma che ilarità? Questa era una rapina in banca. Era solo un modo come un altro per finanziarci. Capito. Adesso spero vi siate calmati. Certo. Ecco. Col passare degli anni gli eroi si calmano. Meno male. Adesso tutto è cambiato. Siamo rimasti veramente in pochi. Tipo? Siamo io, Fidel, Paco Pegna, Frodo Maior, Carmen Consoli, Milton, l'ex brasiliano del Como, i Fiction Factory, Michele Pecora, Donatella Rettore, Sergio Brio, Keith Richard, Rui Barros, Eugenio Finardi, Fausto Salsano, Monica Guerritori, i Delirium, Marco Lucchinelli, Ivan Segreto e Andrea Sanna. Scusi, mi manca un pezzo. Chi è questo Andrea Sanna? È il salumiere di Mario e Pippo Sant'Anastasio. Certo, sono io scemo a chiederlo, È giusto.
Senta, e ora che giochi fate? Ma si fanno dei giochi innocenti, dei giochi senza alcun... Ad esempio, Tipo? uno simpatico si chiama Nascondi una tagliola nel bidet. Ma insomma, mica tanto. Poi? Ce n'è uno molto simpatico che facevamo col curato del paese, Sì. qui a Baradero. Si chiama Sporca di Rossetto il colletto del prete. Anche questo non è simpaticissimo. Oppure? E l'ultimo gioco che vi dico oggi abbiamo fatto proprio ieri. Si chiama Sostituisci il pilota automatico del Jumbo con la PlayStation. Ah, bravissimo, grazie. Grazie, viva il Pampero. Carlo, senti, è inutile che ti chiedi in un'ipotetica classifica dei tuoi film, questo dove lo poni, perché non si può dire, perché penso che l'ultimo film che uno fa tra i migliori tre sicuramente. Tra i migliori tre sicuramente. Tra i migliori tre. E gli altri due quali sono? Gli altri due potrebbero essere Maledetto il giorno che ti ho incontrato e Compagni di scuola. O Borodalco, non lo so. Qui c'è chi condivide, c'è chi ne ha altri. Quanti ne hai fatti? Quanti ne hai fatti? C'è chi vuole nonna! Lo so. Compagni di scuola. Le gambe, La più bella battuta. Io taglierò quei gambe. Ricordiamo pure la sorella, che ci fa piacere ricordarla. Era una grande. Un giorno sorella disse: a me Verdone mi è entrato nel sangue, a me l'idea di stare in quel sangue in mezzo a tutti quei trigliceridi, quel colesterolo mi faceva impressione, però era una grande. Compagni di scuola per me numero uno. A proposito c'è di nuovo la pubblicità. Di nuovo. Ragazzi, qui ci aumenta la pubblicità e non ce ne accorgiamo. E chiediamo l'aumento, più pubblicità c'è. Noi non facciamo questo lavoro per soldi. No, tu no, io sì. Okay. Giusto. Scusa un attimo. Processo a Vanna Marchi, attenzione, questo è importante. Purtroppo le devo dire pure queste. La televenditrice dichiara: le mie creme alle alghe funzionano, ho 60 anni, ma il giudice ha detto che me ne dà 12. Vabbè dai, pubblicità. Il tempo non scorre mai come vorremmo. A volte corre troppo in fretta, a volte sembra non passare mai. Firma il tempo, oggi puoi. Classe E con Full Care Service, 3 anni di assistenza completa, di serie, 3 anni senza pensieri, da vivere al ritmo dei nuovi motori V6 CDI, da 190 a 224 cavalli. Straordinari, Classe E, in tutti gli showroom Mercedes-Benz, 800 77 4411. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, sono molto utili al tuo benessere. Uliveto ti aiuta a digerire meglio e a vivere in forma. Rocchetta ti depura da tossine e liquidi in eccesso. Perché? Su acquedellasalute.it troverai i lavori scientifici di autorevoli università sulle loro proprietà salutistiche. www.acquedellasalute.it. Paola, che si emoziona e suda facilmente, ha scoperto che il deodorante Vapo Neutro Roberts è fatto apposta per lei. Deodorante Neutro Roberts, fatto apposta per te. Per i veri amanti del cioccolato, una settimana speciale in tutti i sensi. Mercedes Classe A Chocolate Edition vi invita alla Chocolate Week. Dal lunedì al venerdì, Chocolate Hours dalle 17 alle 20, con degustazione del pregiato cioccolato Venchi. E per tutto il weekend, dimmi che cioccolato mangi e ti dirò chi sei. Da lunedì 13 a domenica 19, Chocolate Week. In tutti gli showroom Mercedes-Benz. Luigi e Aurelio De Laurentiis presentano. Che screzio, Carlo, ma non zincato il motorello. Screzio, zincato, Silvio, ma che espressione usate voi giovani d'oggi? Vabbè, te caro sei di un'altra epoca ormai. Io sono di un'epoca in cui c'era uno stile, voi oggi siete di una sciatteria, di un'irriverenza. Sciatteria, irriverenza, come parli antico, Carlo? Sembri Cofoscolo. Senti, mettiamo le cose in chiaro, perché io e te non siamo amici in niente, siamo rivali. Rivali? No, Carlo, tu non sei il mio rivale, tu sei il mio nemico. Io ti dico di peggio allora, che tu sei il mio miglior nemico. Carlo Verdone. Silvio Muccino. Il mio miglior nemico. Dal 10 marzo nei cinema.
cambio automatico DSG, climatizzatore bizona, motore Euro 4, 1, 2, 3, 4 airbag di serie, interni confortevolissimi e ben 1620 litri di vano bagagli. Bene, passami i ramponi. Ramponi. Picozze. Picozze. Corde. Corde. Manca qualcosa. Il paracadute. Qualcosa è cambiato. Skoda Octavia Wagon 1009 TDI Ambiente a 17.900 euro grazie alla supervalutazione dell'usato di 2.500 euro. Offerta dalle concessionarie che aderiscono all'iniziativa. Fino al 31 marzo 2006. Viva Radio 2. Diciamo da Roma. Eccoci qua con Carlo Verdone e Silvio Muccino. Questa sera in tutte le sale d'Italia esce Il mio miglior nemico. Quindi andatela a vedere. Luigi Aurelio De Laurentiis produzione. Come fanno loro le promozioni, Madonna. Ma come vi dice? Come vi dice? Guardaci le facce, siamo tornati Ma tu solitamente tutti i tuoi produttori li sai imitare, no? Perché tipo Cecchi Gori lo imitavi. Come faceva Cecchi Gori? Lo imitavi bene, Attenzione. È stato tutto un complotto, questo lo sanno tutti. Ma giustizia verrà fatta, perché la giustizia verrà fuori. Ci vorrà un pochino di tempo, ma ci si riuscirà. Da Dio piacendo. Su De Laurentiis, come fa De Laurentiis? Un tic di De Laurentiis. Poiché io sto preparando questo film. Così parla. Con Carlo Verdone. Io pretendo il massimo e non mi dovete rompere il coglione. Questa 800 piazze di tour promozionale e non mi state a rompere. Vabbè, basta. Si sono calati troppo. È proprio così. Voglio fare anch'io un film con De Laurentiis. Sì, come solo no? per gusto di. Che sembrano 4 flebbo dietro. Ma che sei matto? Ti fa le pere di marmo, guarda, per leggere dritto. Caro Carlo, abbiamo lanciato una canzone da queste emittente, una canzone scartata al Sanremo, un CD che alle selezioni di Sanremo è stato lanciato fuori dalla finestra, Mazzi gli ha sparato e per questo loro poi si sono chiamati Tiri al piattello. Peccato, perché hanno era fatto una bellissimo. canzone che Grande piace canzone. molto a Silvio Muccino, la conosce. Canzone, sì. Se tu vuoi cantare dietro dei Tiri al piattello, Ma ci la puoi voglio cantare perché se arrivava in semifinale questa canzone dovevo accompagnare io il gruppo di Reppeltello su Sanremo. Addirittura. La canzone si intitola Che bella la vita. Sentiamo. Bellissima canzone. La peste, la lepra, la gota, l'eczema, la SARS, poi l'eritema. Bella, vera? Bellissima. La scabbia, la rabbia, la tubercolosi, gastrite, nefrite, la peritonite. Meglio qua. Mi hanno licenziato e tu mi hai lasciato. Stanotte ho volato e al cielo sono stato. Che bella la vita, ma il cuore malato. Ho perso la milza, mi sono azzoppato. Che bella la vita, ma il fegato è andato. E tu sei fuggita
qui ci si diverte, come vedi siamo goliardici. C'è una notizia sulla stampa, pagina 6, Don Gallo fuma uno spinello. Pensate, il prete si difende, non capisco tanto rumore, da anni avevo le canne sull'organo e nessuno aveva detto niente. Una battutaccia. Però attenzione, perché adesso c'è padre Fedele Bisceglie che sulla questione di Don Gallo che ha fumato una spinella ha dichiarato: sono tutte calunnie, non era Don Gallo, era una suora e non era neanche uno spinello. Benissimo. Ma che te devo dire? Che ti devo dire? Che colpa ne ho? No, se il cuore è uno zingaro e va. Don Gallo canta in chiesa, lo so. Bene, lo so. Ma Don Gallo è un amico, Don Gallo sa che si può scherzare su queste cose qua, se no, se cominciamo ora a non scherzare, già la vita è dura, Carlo. È molto dura la vita, però se Don Gallo ritiene che fosse stata una suora, forse bisogna credergli. Ma come? E me butti benzina sul fuoco, Carlo. Ma dai, buttiamo a divertire. Sì, a proposito, c'era no? No, niente, no, basta. Scusate se entro nella discussione. Tu sai perché? Non lo sai perché? So, niente. Sai perché Pippo Baudo per pagare gli alimenti alla Ricciarelli ha chiesto aiuto alla FAO? Ehi, ma roba da matti. Ma tu sai che per dipingere un ritratto di Hulk nudo ti serve il colore verde pisello? Lo sapete? Ma roba da matti. Sai perché mangiarsi le unghie è un vizio, ma mangiarsi le unghie di un altro è fame? Sì, lo sapete? Ma roba da matti, Senti, tu quella dopo. Ehi, tu sai perché? Tu sai perché i maglioni color salmone nella lavatrice fanno la centrifuga al contrario? Che cazzo? Sarebbe meraviglioso, no? Meno male se non ci fossi io, caro Baldini. Senti, sai perché la fidanzata di Baldini quando parla nell'intimità lo chiama Cicino, ma quando parla nel sonno lo chiama Pierluigi? Simpatico. Ehi, ciao, ero io di sai perché? Carlo, facciamo una cosa, levati la cuffia. Noi mettiamo una canzone. Nel tempo di questa canzone Carlo va alla batteria. No! Sì. Un po' di cazzeggio alla batteria, quello che ti viene. Un minuto. Vai col pezzo. Stones. Sintonia. Appena è pronto, Carlo, fatemi sapere. Nel frattempo, sintonia con Stones. Ecco. Analizzando tutto quanto sto toccando il fondo, lo vedo, lo sento e me ne rendo conto. La scuola va male, famiglia mi stressa, mi odiano in molti e non pratico sesso. Ok, grazie, ci siamo. Carlo, sei pronto? Eccolo. Ci siamo, improvvisazione di Carlo Verdone, batteria con il nostro gruppo, quello che verrà.
Franco con lo Stato. Eccolo là. Allora, pronto? Sì. Signor Mike. Allora, cosa state facendo? Niente, c'era Carlo Verdone, signor Mike. Allora, cosa fate? Suonava la batteria. Avete una batteria di pentole? No, che è una batteria normale. Amici ascoltatori, ma cos'è questa storia? Carlo Verdone e Silvio Muccetto. Muccino, che è Muccetto? Perché sono venuti lì. Signor Mike. Cosa fanno? Cosa fanno lì? Promozionano il loro film. Capirai, va bene. Perché capirai, scusi, lei? Bello. Non ho mai visto il loro film. Ma come non ha mai visto un film di Verdone? Non ci credo neanche se... Mi piace Tinto Brass. Ah, certo. Lei ha altri gusti. Ognuno ha i suoi gusti. Certo. Allora, forza, mi sono candidato, amici ascoltatori. Signor Mike, si dà alla politica. Ma no, voglio candidarmi al fare il moderatore dello scontro del secolo, amici ascoltatori. Quello fra Prodi e Berlusconi. Ma stai scherzando? Lo scontro in diretta tra Rovagnati e Negroni, amici ascoltatori. Pensate, lo faranno prossimamente al palazzetto dello sporco. Dello sporco. Lei adesso ci dice che non parteggerà per Rovagnati. Assolutamente no. Sì. Rispetteremo la legge sulla porcondiglio, amici ascoltatori. Senta, e quale sarà il tema della discussione? Ovviamente le quote rosa, amici ascoltatori, cioè a che altitudine devono stare i maiali per poi diventare dei buoni prosciutto. Scusa Mike, a che altezza devono stare? E a che altezza sta tua moglie, Mario Bianchi? Piantala di fare domande che non ti competono e fai entrare la piccola ciste ovarica per la telepromozione. Scusa Mike. Eccomi, non vedo l'ora. Scusate un attimo, scusate. Cos'è allora, questo non è il solito bambino, qui è uno nuovo, Dov'è quello di prima? Forza. Chi è questo? Questo mi sta sulle balle più di quello di prima. Questo passa il convento, Mike. Allora, forza. Signor Mike, che bello, sono qui con Mike, buongiorno, la posso toccare? Avevo detto io che rompevo i maroni. Certo. Allora, stai attento, se appoggi una sola falange sulla mia sagoma, ti faccio fare la fine del furbo di Linate, lo sai? E che fine ha fatto il furbo di Linate? Faceva il ganassa e l'han presa ammazzata, lo sai? Bella questa, non lo sapevo mai. Tu invece, Mario Bianchi, sei come il guardiano della Scala. Perché? Che faceva il guardiano della Scala? Rideva, aveva la moglie maiale. Benissimo, grazie. Adesso basta con queste corbellerie, forza, manda la sigla della telepromozione. Sigla! Rovagnati presenta i nuovi divani, i porci comodi. Morbidi e setolosi divani per grufolarci sopra in tutta la libertà che ci vuole. Che è? Che bello, come si salta bene su questi divani. Allora, se non scendi subito da quel divano, io ti scuoio e con la pelle ci faccio uno scarraccetto per pulire i miei telegatti. Ma santa pazienza. Mario Bianchi, te l'ho detto 1000 volte che questi piccoli peli emorroidali vanno narcotizzati prima, lo sai. Forza e coraggio, amici ascoltatori, rimanda la sigla. Alleluia. I nuovi divani di Rovagnati, i porci comodi, disponibili in una vasta gamma di colori: rosa maiale, nero melma, rosso salamella e bianco bava di porco. Sembra un trans questo bambino. Salta su, dai un bacio, chi vuoi tu? Ma lo sapete cosa sembra questo? Uno di quei bambini che usava Dario Argento quando faceva i film horror, vi ricordate quelle canzoncine? Bambino demoniaco. Era così, insomma. Ma guarda che bravo questo bambino, Ma quanti salti riesce a fare? E anche 10 di fila se voglio. Non ci credo mica, Ma fammi vedere un po'. 1, 2, 3, 4, 5. Che bravo. 6, 7, 8, ce la fa. 9. Oi là. Non ce l'ha mica fatta arrivare a 10. Succede. Vabbè.
Mario Bianchi, andiamo a farci 4 risate. Lo sai cosa facciamo? No. Allora, andiamo giù da Mastroppa che sta facendo la telepromozione, gli buchiamo il materasso ad acqua, ecco così quando ci si siede sopra esce l'acqua e sembra che si sia spicciattato addosso. Va bene, lo facciamo questo così. Okay. Allegria amici ascoltatori, signor Mike, arrivederci. Eccoci qua, i saluti finali, caro Marco Baldini. Sì, ringrazia tutto il mondo. Anzi, aspetta, ferma, sì. Ringraziamo in prima fila un gruppo di ragazzi siciliani che ci hanno portato veramente. Quanti cannoli ci avete portato? Dov'è? Maria. Scusa, da dove arrivavano i cannoli? Da? Ah, qua da Roma, sì. Però fatti da sempre da noi, che è di Bolzano, sempre da noi. Del Bergamo sono. Tu del Bergamo, e fai i cannoli. Ogni cannolo vi posso assicurare che era qualcosa di quanto pesate? 4 etti. Devo dire che Carlo gli ha dato soddisfazione. Mi sono mangiato 3 con la mandorla, uno al cioccolato e un altro ancora con le mandorle. E sei a dieta, pensa tu. Pensa che non stavo a dieta. Attenzione, abbiamo al telefono, credo, Enrico Cremonesi, non c'è? Ancora no, mi dicono, perché Cremonesi vogliamo sentire, sai Carlo, sta cosa importantissima, le Paralimpiadi vanno seguite oggi, quando è oggi l'apertura? Sì, oggi. Alle 6 su Rai 2 credo, ci sarà l'inaugurazione, ci sarà Ciampi e le musiche sono di Cremonesi. Questa è la musica, senti. Che noi gli abbiamo detto che sembrava Guerre stellari. Esatto. Star Wars. No, è bella. Sì, è bella. Se l'abbiamo al telefono, attenzione, che sentiamo che aria tira lo Iedi, a Torino. c'è lo Iedi. Pronto? Cremonesi! Tutto bene, c'è Carlo Verdone qua. Ciao. Silvio Muccino c'è. Ciao Muccino! Vabbè. Ciao Muccino! Il suo fratello. Senti, com'è lì allora? A che ora inizia oggi, Enrico? Alle 6. Alessia, dimmi cosa c'è, raccontaci un po', che atmosfera c'è? L'atmosfera è bellissima, io sono qua adesso dentro lo stadio, stiamo finendo di fare gli ultimi preparativi per la musica perché abbiamo cambiato tante cose ed è è bellissimo. Una figata, che lui parla così, no, una figata, è come lui, è come Muccino. Però controllando, bellissimo. Ma una cosa bellissima. Ma te ti si vedrà stasera? No, a me no, perché io sto dietro le quinte. Lo so, ti hanno visto, quindi anche perché sai, andando in Mondovisione poi se mi fanno vedere poi qualcuno magari si spaventa. Ah, siamo in Mondovisione, è vero. Senti un po', gli atleti, hai visto gli atleti sono gasati? Gli atleti sono gasatissimi, ma poi sono gasatissimi anche i performer perché ci saranno dei balletti, delle coreografie. È bello. Tutto organizzato sempre da Balic, no? Tutto organizzato da da K2006. K2006. Marco Balic, Rick Birch, Alfredo Accatino. E tu in tutto questo, noi l'abbiamo detto, hai fatto le musiche. Io ho fatto le musiche originali. Dimmi quanto sei orgoglioso di questa cosa. Tantissimo, anche perché oggi le ho sentite per la prima volta nello stadio. Che bello, poi tu così piccolo lì. Sì, ha dei volumi allucinanti. Senti, contento. Ridi un po', dai Enrico, ridi. Senti un po', invece piuttosto com'è andata oggi? Tutto bene? Sì, come se fossimo da soli io e lui. Sì, tutto bene Enrico, qui c'è gente che ci ascolta. Il maestro sostituto com'è andato? Ah, Paolo R è meraviglioso. Anzi, non tornare, Enrico, rimani là. È stato... Fai le musiche te, vai, rimani là. Veramente. Stai attento, Enrico, che quando magari arrivano gli atleti ti vedono, ti mettono a testa in giù e ti usano come scopettino da curling. Speriamo di no. Senti, facciamo un applauso, un in bocca al lupo a tutto il gruppo e soprattutto invitiamo gli italiani questa sera alle ore 18 a guardare la cerimonia perché a guardare la cerimonia è bella, guardatela perché è emozionante. È bella, è proprio bella, ragazzi. Poi è proprio bella, hai capito? Ho capito. Allora alle 18, vero? Alle 18 su Rai 2. Va bene, 18 su Rai 2, grazie. Dopo, quando finisce la cerimonia, tutti al cinema a vedere il mio miglior nemico di Muccino. Bravo! Hai visto? Ho visto. No, perché devo dire, Carlo, che il cinema italiano
secondo me si sta svegliando qualcosa, ho una mia impressione. Secondo me ci sono nuove energie, c'è una nuova spinta nonostante i tagli, però secondo me questa stagione, quest'annata sarà sicuramente molto molto fruttuosa di bei film. Ancora tanti altri ne devono uscire, quindi quest'anno io sono ottimista. Siamo pure arrivati quasi agli Oscar, così, pazienza, noi è venuta qui, sai, a festeggiare e noi quindi facciamo un applauso. Che sai, in Italia tante volte poi quando tornano vabbè, però non ha vinto, vabbè, che vuoi fare? Vabbè, l'anno prossimo saremo lì, io e Baldini, vedrai col tuo film, tra l'altro sai che ha fatto il libro, no? Sì. Si è già rivenduto i diritti. Vabbè, sì, fanno il film sulla storia sua. Ti rendi conto, io pago il biglietto per vedere la storia sua, te la racconto io. Che io già conosco, mi devo vedere lui che gioca a dadi. Non sono io, dai, però. Ne è ispirata. Ma scusa un attimo, ma chi può interpretare? Non te lo posso dire. Un attore con sto mento, dov'è? Non c'è il mento, ma non te lo posso dire perché. Ma perché già si sa? Silvio Orlando. C'è una bella scucchia. No, dimmi una cosa, ma veramente già si sa? Sì. Anche chi è regista? Adesso poi te lo dirò ufficialmente. Dai, dici qualcosa. Non posso. Dici qualcosa. Da lunedì te lo posso dire. Ma davvero fanno il film? Sì. Almeno dici che è la produzione che ha avuto il coraggio, no? Famoso? Sì, però se ti dico il produttore capisci chi è capisci chi è l'attore protagonista. Fammi capire. Non te lo posso dire. Come? E chi è? Se dico il produttore capisco chi è l'attore. Sì, perché chi è suo figlio allora sarà. Film di questo attore. Ho capito. Bene. Ho capito tutto. Vedi? Ho capito tutto. Però non è ufficiale ancora. Ho capito tutto. Non avete capito, produttore, amici? No. Vabbè, dopo ve lo diremo, dai. Sacher vi dice niente? No, che Sacher? Moretti, ti immagini? Barbagallo e Nanni Moretti interpreta Marco Baldini. Non è vero, bellissimo. Ti immagini? Allora, conto sul 4 piazzato. Quant'è che ti devo? Io non c'ho una lira. Ma come m'ammazzi? Ma sei un caimano? Sarebbe meraviglioso. Bello. Gli spostati! Hola! Ci siete? Ciao! Ciao Carlo, ciao Silvio. Ciao. Saluto anche, Salvo Miraglia, un saluto a Miraglia che è qua. Doppiatore e venditore di casa. Certo. Esatto. E salutiamo anche i Clan Zero che oggi sono con noi, che oggi non abbiamo potuto sentire nulla per motivi così, ma sentiremo in questi giorni. Grazie di essere venuti. Paola Turci con noi, che si è divertita un casino oggi. Marina Perzi, che poi dopo la replica c'è lei, Marina Perzi con noi. Sentitela. La salutiamo, è vero. Allora, vai. Allora, ringraziamo un po' tutti. Fiorello, il maestro Cremonesi non c'è, il maestro R, Isgro, Pacciani e Compress, Marco Lolli in regia, i nostri tecnici che sono Paolina Brai, Genesio Di Jacopo e Tony Marinelli. Fermati un attimo. Ho scorto, lo so caro mio, io ti ho scorto, se ti ho scorto, Carlo, c'è un tuo collega che io ho scorto con la coda dell'occhio, Ferzan Ozpetek, vieni qua un attimo, vieni qua. Non vuole. Ciao Ferzan, è un onore averti con noi. C'hai qualche film in uscita? No, ha fondato un partito lassù in Ferzan Italia. Scusali, non sanno quello che diciamo. Dicono, esatto. Va bene, grazie a Ferzan, grazie della visita. Vai con i saluti. Ciao. Allora, salutiamo la redazione, Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, Marco Lura al backstage, la Marina Mancini, Marco Lolli in regia, la Gabriellina Germani. E poi i nostri ospiti, Silvio Muccino, Carlo Verdone. E poi direttamente dal centrodestra Sergio Valsania. Così, giusto per cambiare un po' le carte in tavola. Dai, abbiamo finito, gli spostati ci sono o no? Sì, eccoci. Dove siete? Siamo a Roma, come voi, no? Bentornati. C'è qui Verdone, sono già stati da voi? Sì, l'abbiamo incuffiato a Sanremo. Ve li siete incuffiati a Sanremo? A Sanremo, per le scale mentre andavano a fare le prove all'Ariston. E Carlo ha detto, ma chi sei? Ma che vuoi? Di cosa parlerete oggi?
Beh, parliamo dei film che escono, quindi ovviamente quello di Verdone e Muccino. E poi parliamo della scuola, chiediamo cos'è che avete iniziato a fare in tarda età, della serie Non è mai troppo tardi. Io ho questo mestiere, pensa te. Cioè, a che età hai iniziato a farlo? No, io ero ragazzino, avevo 4 anni quando cominciavo. 4 anni, ragazzi. Sì. Guarda, io avevo 4 anni, L'asilo? sì, 4 anni avevo. Feci Ulisse a scuola. Ah sì? Sì. Su 1500 bambini. Proprio dalla nascita. Ma anch'io ho fatto l'Ulisse a scuola, Fiorello. Sì. Pure io, tutti abbiamo fatto. Foglia di fico quando Come ti chiami? Nessuno! Nessuno! pensa E ti te. mangio! Minchia, il siciliano era Polifemo. Un di minchia sì! Non ci vero! Io ho un occhio solo! E io Ulisse! Dammi sono culo! No, perché era proprio la versione. Lui è nato così, capito Massimo? Sì. Quando è nato non gli hanno tagliato il cordone ombelicale, gli hanno tagliato il codino. Ciao ragazzi, buon lavoro! Ciao! Alla prossima, abbiamo finito! Ciao ragazzi! Ciao! Ancora! Ciao!